Una medaglia per i 35 anni di iscrizione all'albo professionale è stata consegnata anche a 3 giornalisti agrigentini che nel corso degli anni si sono distinti per il lavoro svolto, operando con spirito di servizio e competenza. Riconoscimenti per il nostro Eugenio Cairone, sempre puntuale con la sua analisi critica, e Franco Castaldo e Diego Romeo, rispettivamente direttore e vice direttore di Grandangolo, giornale diventato ormai un punto di riferimento per il territorio agrigentino e non solo. La consegna delle medaglie è avvenuta sabato scorso in un hotel di Siracusa nel corso di un'apposita cerimonia alla quale ha partecipato l'intero Consiglio regionale dell'Ordine, con in testa il presidente Giulio Francese e il suo vice Salvatore Licastri. Per i destinatari della medaglia ovviamente grande soddisfazione, palpabile sui loro volti anche un po' di inevitabile emozione, anche perché è stata forse l'occasione per ripercorrere i 35 anni di attività giornalistica condotta nel segno della serietà, offrendo un'informazione anche di qualità.